comunque è lì questa pasticceria. Qui c'è anche scritto in grande, c'è scritto in grande sia la scritta Fritella che il nome della pasticceria, eccolo qui c'è scritto veramente in grande. Ed ecco qui le frittelline. Allora, queste sono quelle al tiramisù. Tagliandole ho assaggiato la crema, sa tipo da cappuccino, sentendola così, gusto mio. E poi di qua invece c'è questa qui al pistacchio, da una crema al pistacchio, niente male. Di queste 3,36 frittelle ci ho dato 9 euro rispetto alle classiche frittelle che prendo in altri posti, che costano un po' meno, diciamo. Va bene che sono pesanti perché sono belle piene di crema, comunque sono buone, però hanno anche il loro costo. Poi di qua sono passato un attimo dal fruttivendolo, quello che piace a me andare. Infatti vedete che ho trovato i fondi di carciofo già puliti, io posso tagliuzzarli come voglio e sono già a posto. E sotto ho preso anche una vaschetta di funghi champignon, anche questi già tagliuzzati, pronti all'uso da mettere in cucina. Questa è la cena di questa sera, e salsicce, quelle che hanno dentro il radicchio. Vedete questa parte più rossiccia? È perché c'è dentro il radicchio. Ed eccomi qui che finalmente posso farvi vedere gli occhiali nuovi. Questi sono quelli vecchi, non me li metto perché come vedete fanno riflesso e rischio di accecarvi sulla videocamera. Comunque questi qui sono quelli vecchi, e mentre questi qui sono quelli nuovi che ho preso, così rotondi, che mi stanno piacendo. Diciamo che li ho provati e non sono niente male. Comunque questi qui sono le novità per poter guidare. Adesso mi manca informarmi che carte che realmente servono. Qui mi hanno fatto una carta con la gradazione che mi ha detto se te la chiedono gliela mostri, se no non serve, perché non sempre chiedono questa, secondo quello che mi ha detto lei, non sempre chiedono questa carta della gradazione degli occhiali, ti fanno solamente la visita se vedi oppure no. Comunque lei me l'ha fatta e poi vediamo. Adesso vediamo in agenzia autoscuola cosa mi dicono, di che carte, di cosa devo fare, perché se devo cambiare, perché io ho ancora quella cartacea, in teoria si dovrebbe passare a quella in tipo tessera, però spesso ci siano da fare foto, da fare, non lo so, sto parlando a vanvera perché ci devo ancora passare, perché pensavo di andarci adesso, però poi mi è venuto il dubbio che se io ci vado adesso spendo 1 euro di parcheggio solo per andare lì, mentre domani mattina, che è giovedì, vado sia al mercato agricolo che lì a vedere che carte servono e pago un unico parcheggio, perché al mercato agricolo in un quarto d'ora faccio quello che devo fare, l'autoscuola è un attimo andarci, per cui in teoria pago un euro e faccio 2 cose, ecco il motivo. E adesso comunque ieri che mi sono fatta fare le sopracciglia, mi ha fatto provare una cremina distensiva qui antirughe, diciamo, e mi ha fatto un discorso che mi ha detto di solito queste righe qui vengono chiamate zampe di gallina, e lei mi ha detto ma noi siamo più dolci e li chiamiamo raggio di sole. E però perché mi ha detto provala e vedi se ti fa reazione o cose. A me non ha fatto nessuna reazione, però mi ha detto che dovevo sentire un attimino tirare la pelle, infatti l'ho sentita tirare quasi quasi, perché costa 25 euro un tubetto ed è un mese di trattamento, e ci sto quasi quasi pensando di prenderla e di utilizzarla esclusivamente alla sera, che così vediamo che effetto che fa, vedere se mi distende anche un po' le rughettine. Quasi quasi sarebbe che perché dall'estetista non ho problemi di parcheggio, è un parcheggio libero, per cui non ho problemi di dover pensare aspetta c'è il parcheggio a pagamento, se faccio più cose in quell'ora che pago il parcheggio è meglio. Invece facendo
dove è libero mi è tutto molto diverso. Sto imparando a gesticolare mentre parlo alla videocamera, però quando passa qualcuno non sempre si accorge che c'ho qui davanti la videocamera o cosa, per cui dovrei smetterla di gesticolare. Non so se vi faccia riflesso, però ho deciso di farveli vedere addosso, spero che non abbiate molto riflesso, però vi devo dire, adesso ve li faccio vedere, però per andare dall'estetista li tolgo perché sono un po' destabilizzanti, forse il cambio, ho visto forse riflesso, forse il cambio delle lenti mi si nota, comunque adesso li tolgo. Meglio così per me, cioè io li porto per guidare, però sinceramente nella vita quotidiana non li porto mai, no, non ce la faccio, a parte il fatto che nelle ore mi danno fastidio qui al naso, oppure qui iniziano, forse questi non mi pesano molto, però sentirmi questo peso sul viso non riesco a portarli sempre, per cui diciamo per la sicurezza della guida sì li porto, perché vedo anch'io la differenza di visuale che c'ho senza e con. Però nella vita quotidiana vi devo dire che sempre salto questo step, specialmente adesso che mi devo un attimo abituare proprio a questo cambio di lenti che sono rispetto a quelle di prima, cioè quelle di prima avevano 9 anni, per cui era un bel po' che li avevo e avevo anche preso abitudine di com'erano. Questi vi devo dire che anche adesso mi sono fermata per prendere la videocamera, questo ed altro, mi sono mossa un po' di movimenti classici che faccio qui in auto e un attimo mi sono vista traballare. Comunque speriamo bene, cioè a parte che per guidare devo guardare in avanti, per cui è tutta una questione di abitudine di guardare solo in avanti. Vi avevo detto prima che non devo gesticolare. E ok, adesso provo ad andare a vedere dall'estetista di questo filler, visto che non costa neanche eccessivo, è tipo una cremina biancastra, tipo un gel biancastro e giusto per provarlo, visto che è un trattamento di un mese, se fa qualcosa rispetto, perché io adesso di creme anti-età vere e proprie per il contorno occhi non ne ho solo il contorno occhi della Kiehl's che mi idrata per bene la parte ed è l'unica cosa che uso veramente volentieri, anche perché avendo il contorno occhi idratato, di conseguenza mettendo sopra correttori già più la situazione sembra più distesa. E dai, adesso vado a vedere di questo cremina filler, come si chiama. Vi mostro, per il momento ve li mostro solo, poi quando sono in bagnetto vi faccio vedere anche la consistenza del tubetto di questi prodotti. Allora, praticamente questo sarebbe quello per il contorno occhi. Mi sono dimenticata di dirgli se me lo metto anche qui, ma quasi quasi, basta solo che lo faccia. E comunque questo qui sarebbe quello che attenua le rughette e sarebbe Bellezza Italiana. Ve lo faccio vedere, adesso non so se lo inquadrerà mai. Comunque questo qui sarebbe la confezione esterna, poi vi faccio vedere il prodotto dopo nelle prossime clip. E questo qui invece sarebbe il filler labbra della Istomer Filler, questo qui. Allora, poi ve le faccio vedere. Di entrambi ci ho dato 25 euro l'una, per cui di tutti e due 50 euro. Vediamo se fanno effetto. Lei mi ha detto che quella per le labbra qui dovrebbe mettere in evidenza l'arco di Cupido, in teoria, quello che si accorge lei utilizzandolo. E però mi ha detto che dovrebbe un attimo sono quei prodotti che pizzicano un po' sulle labbra. Io spero che non pizzichino troppo su di me, perché ho già avuto un'esperienza negativa con il Nectar di Too Faced, quel balsamo che dicono che ingrandisca le labbra. Io ho dovuto gettarlo via perché le labbra mi si arrossavano, diventavano di un colore strano, mi pizzicava veramente troppo. Spero che questo non sia il stesso discorso. Comunque mi ha detto che andrebbero messi 2 volte al giorno, mattina e sera, ma poi gli ho detto se durante il giorno ho la possibilità di metterlo, di fare una passatina di questi prodottini. Lei mi ha detto sì, mettilo anche durante la settimana, anche durante il giorno, che va bene lo stesso. Poi mi ha detto anche che posso utilizzarlo
sotto la mia crema abituale, per cui vediamo. Ok, nelle prossime clip vi faccio vedere le due consistenze di questo prodotto. Prima di concludere il mio giretto di oggi pomeriggio sono passata sia da OVS che da Piazza Italia. Allora, da OVS il negozio era quasi vuoto, nel senso che rispetto a un mese fa che avevano gli sconti, adesso hanno iniziato a tirare fuori la nuova collezione primaverile, però gli stand sembrano quasi vuoti, diciamo, e completamente, veramente vuoto era il reparto uomo. Praticamente di tutto il negozio metà era completamente vuoto, gli stand completamente vuoti, o che stanno aspettando gli arrivi o che boh. Comunque ci sono un po' rimasta a vedere questo negozio dell'OVS un po' disperso, diciamo, di prodotti. Da Piazza Italia le solite cose carine. Ho visto un paio di jeans che quasi quasi mi ispiravano all'acquisto. Questi jeans costavano 19,95 €, i classici 20 € di Piazza Italia, comunque non erano niente male, erano anche della mia misura, perché di solito vario dalla 46 alla 48, e diciamo che quelli che ho tirato fuori, già la 46 aveva più o meno la misura che mi ispira, che so che mi va bene, perché praticamente io mi porto dietro il metro e all'altezza del sottocerniera se misura 51 centimetri so che mi vanno bene, se misurano meno neanche li prendo, perché so che sono troppo stretti, per cui 51-52 centimetri è la misura ideale, che so che mi vanno bene, per cui sia la 46 che la 48 potevano essere due taglie interessanti. Ed eccomi qui per mostrarvi la consistenza di questi due prodotti. Allora, entrambi sono fatti, il tubetto è fatto così con la puntina. Allora, quello per il contorno occhi e per le rughette sarebbe questo qui, mentre quello per le labbra sarebbe questo qui. Come vedete, quello per le rughette somiglia più a un gel, più trasparente, mentre quello per le labbra è proprio una cremina. Adesso mi basta solo provare e rendermi conto che effetto che mi fa sulle labbra. Eccomi qui, mi sono appena struccata, ho preso quello per le labbra e adesso provo a metterlo. Mi ha detto che posso anche sbordare, che sarebbe anche adatto per eliminare le prime rughette che si formano qui su queste qui. Ve le ho fatte vedere. Allora, adesso come prima impressione, o ne ho messo poco cosa, non sento eccessivamente pizzicare, per cui per il momento è una situazione veramente super tranquilla. Metto anche quelle sugli occhi e vediamo. Eccomi qui, sempre con una goccina, preso questo qui per gli occhi. In teoria devo fare tutto il giro qui, metterne un po', forse troppo anche qui facendo una V, diciamo, e tirare un po' così da distendere un po' la situazione, perché ho visto dei video che dicono di partire da qui e di spingere verso di qua quando ci si mette il classico contorno occhi, per cui questo qui l'ho messo qui. Beh, adesso sicuramente diventerò rossa, perché è la prima cosa che mi succede quando mi metto anche le creme normali. Comunque, allora, ora come ora, appena messo così sulle labbra un leggero, forse ne ho messa anche poco, però sento pochissimo. Sento di più il tirare qui dove ho messo questa cremina. Ok, adesso proviamo per 30 giorni e vediamo. Sto facendo la crostatina per utilizzare la crema di pistacchio che vi avevo fatto vedere che ho preso. Allora, praticamente qui l'impasto ho messo 50 g di burro, 150 di farina, 80 di zucchero, un uovo, un cucchiaino di lievito pieno e un pizzico di sale.
E contate che del burro un po' l'ho messo anche sul fondo con un po' di farina per evitare che si attacchi il tutto, perché è di quelle rigide, non è di quelle in silicone. Adesso ci spiaccico al centro la crema di pistacchio, la metto in forno. Per il momento sto scaldando il forno a 150 gradi. Penso di tenerlo 150-160 a forno ventilato per una. Ecco, è il segnale che il forno è arrivato alla temperatura di 150, comunque 150-160 gradi per una trentina di minuti, diciamo, e poi ci do sempre un'occhiata e vedo qual è il risultato. Non ho messo nessun aroma, spero che venga buona lo stesso, perché avevo le arance lì sopra. Avevo pensato prima di iniziare, poi le prendo e ne grattugio una, ma me ne sono dimenticata perché forse, molto probabilmente, un po' di scorza d'arancia come aroma sarebbe stato l'ideale, senza mettere il succo perché altrimenti diventa troppo morbida. Però la scorza di arancia vi devo dire che ci sarebbe anche stata. Però io me ne sono dimenticata. Se eventualmente rifate questa ricetta, se la mettete, secondo me ci dà un twist in più. E per cena il risotto con i funghi champignon. Intanto di qua il dolcetto continua a cucinarsi. E ciao, sono le 6:30 di mattina e di giovedì mattina, e volevo farvi vedere com'è risultata ieri la crostata. Beh, questa è stata mangiata, questa, anche se non ci ho messo l'arancia, diciamo che quello che ho assaggiato ieri sera, che era un po' tiepidina, era anche buona. Adesso questa mattina la assaggio proprio da fredda, ma comunque diciamo che il risultato non è riuscito proprio malvagio come immaginavo. E mi sto anche preparando il tè. Del tè, qui nella ciotolina piccola che sarebbe quello per questa mattina, utilizzo il Pompadour 1001 notte, mentre qui nella ciotolina grande, che sarebbe quello per mezzogiorno, utilizzo questo qui di Malesna, e l'arancia e la cannella, che non è niente male neanche questo tè. Ed eccomi qui, siamo a giovedì mattina, già fatto il giro al mercato agricolo. Sono andata anche a chiedere per la patente cosa mi serve, per cui se faccio il rinnovo qui a Castelfranco su un'agenzia autoscuola, devo portare solamente le foto e le carte, quello che devo fare fa tutto lei. L'unica cosa che mi scoccia un po' è che il medico ce l'ha al mercoledì dopo le ore 8 di sera, dopo le ore 20. Conoscendo qui la piazza di Castelfranco, so benissimo che dalle 6 in poi è difficile trovare parcheggio, per cui non so nemmeno io cosa fare, se rimanere su questa agenzia oppure se provare ad andare a vedere a Lacci, a Casella d'Asolo, se hanno altri orari, che lì sono sicura di trovare parcheggio, perché mi è un po' complicato questo discorso di dove mettere la macchina in quel momento. Volevo andare a vedere se di pesce cosa hanno, così questa sera o domani sera mangiamo pesce, perché di solito lo prendo e poi o lo si mangia la sera o la sera dopo, anche perché c'è il fatto che mi girerebbe l'idea di mangiare anche una pizza. Comincio a avere, sapete, quando arriva quella voglia di un po' di pizza, anche perché per domenica, salvo cambiamenti, ho già prenotato cosa fare. Ho trovato una sagretta 31 minuti da qui, a 31 minuti, e dove a mezzogiorno fanno la fiorentina alla brace. Io ho provato a telefonare perché c'era scritto che era meglio prenotare il posto. Io ho provato a telefonare, mi ha detto di sì, c'è posto, per cui avrei prenotato questa fiorentina alla brace per domenica a mezzogiorno. Per cui domenica è già super organizzata su cosa fare, perché c'era o da andare a Bassano a vedere i carri mascherati, ma
oppure andare a mangiare questa fiorentina. Diciamo che tra la fiorentina e i cari mascherati, che tra virgolette li ho già visti più o meno un mese fa, meglio la fiorentina, che è da un pezzo che non me la pappo, non me la mangio. Ok, adesso vado a vedere dal pescivendolo che pesce che c'ha questa mattina. Eccomi tornata e vi faccio vedere le spesucce di questa mattina. Allora, di carne di coniglio peso i sfilacci con porro. Questa sarebbe porchetta di coniglio, mai assaggiata, vediamo, infatti non ne ho presa molta, giusto per un assaggio. I soliti rotolini, questi qui con la verde, che li trovo ottimi. Di là c'è un cavolfiore. Poi ho preso il radicchio tardivo e una crostata, visto che scade anche a fine marzo, faccio in tempo a mangiarla tranquillamente, per cui vi stavo già dicendo cosa mangio questo mezzogiorno, però devo ancora finire la spesa. Poi ho preso un miele millefiori, un po' di frittura, il sugo per fare una pasta e questi sono i gamberetti in saor. Allora, praticamente per oggi a mezzogiorno ho pensato di fare la frittura e un po' del radicchio. Questi, se si vogliono, si assaggiano, come poi c'è l'assaggio anche della porchetta. Comunque il sugo penso di tenerlo o per questa sera o per domani sera. E sapete nel frattempo cosa ho fatto? Sono andata anche a vedere se c'era posto dalla parrucchiera. Allora mi ha detto questa settimana no, però la prossima settimana, martedì pomeriggio, salvo cambiamenti, dovrei andarmi a rifare i capelli, per cui rifarmi riccia da qui e rifarmi anche un po' di colpi di sole, colpi, quello che si mesh, quello che si chiamano, perché come sì, ho qui la ricrescita da qui, ma comunque non è che mi dispiacciono come sono adesso, anche il colore, vedere questo tipo di ricrescita con questo sfondo così più chiaro, perché di solito è quello che ce li ho io anche naturalmente così. Per cui in teoria, salvo cambiamenti, martedì pomeriggio della prossima settimana, per cui voi non lo vedrete in ogni caso in questo vlog, perché io di solito i vlog, in questo periodo i vlog alla domenica sera li chiudo e mi preparo all'editing, al caricarli, perché sapete benissimo che un giorno funziona, 2 giorni non funziona il caricamento dei video, e per cui mi prendo sempre per tempo. Per cui voi eventualmente nel prossimo vlog vediamo se, o vedrete se riesco a fare questi capelli dalla parrucchiera, così poi posso farmi tranquillamente le mie foto e stare anche più, sì, insomma, più a posto. Ok, adesso mi cambio, anche perché questa mattina non ho messo praticamente niente, poi sono le 11 e metto via quello che ho preso e mi preparo anche per preparare il pranzetto per mezzogiorno. Allora, oggi siamo sempre a giovedì, ma a giovedì pomeriggio, e sono qui a Montebelluna. Sono uscita, infatti questo pomeriggio non mi sono neanche truccata, neanche oggi pomeriggio, è lo stesso che avevo fatto questa mattina, perché sono uscita giusto per prendere una boccata d'aria, nel senso che c'è una bella giornata di sole. Il meteo mi mette che la prossima settimana dovrebbe anche piovere, per cui diciamo che c'è oggi questo sole, oggi e domani, e per cui volevo approfittarne per fare 4 passi, diciamo, giusto per fare una passeggiata. Non so se andare verso il centro o se qui davanti c'è giusto un lungo fiume, lungo fiumiciattolo, perché non è molto grande, c'è una passeggiata di sassi, di terra non asfaltata ma di sassi, giusto tenuta per fare la passeggiata. Però non sapevo nemmeno io, perché se vado verso il centro, prima 2 secondi fa vi ho detto che non per gli acquisti, però se vado verso il centro hanno aperto anche la gelateria e non so se approfittarne di assaggiare il primo gelato del 2020. Quasi quasi sto pensando di assaggiare anche il gelatino. Comunque probabilmente ve ne sarete già accorti dai video precedenti, perché io sapete che registro i vlog una settimana prima, voi le vedete la settimana dopo, e da giovedì mattina
e mi hanno attivato la monetizzazione sui video, per cui da parte mia ne sono super felice, perché era una cosa che cercavo di ottenere, anche perché adesso ho nascosto gli iscritti, però sapete che prima di nasconderli ne ho 2200 e mi scocciava un po' vedere canali da 1100, 1300 iscritti, 1600 che già avevano la monetizzazione, un po' mi rodeva. E finalmente sono riuscita a raggiungere questo mio traguardo personale, per cui ringrazio tantissimo che guardate i miei video, che avete piacere di seguirmi, perché personalmente vi posso assicurare che è una cosa molto importante, perché lavorativamente parlando non ho mai avuto una soddisfazione, nel senso di poter abbinare guadagno con qualcosa che mi piace fare. In questo caso, se riesco ad arrivare a qualcosa di guadagno che abbia un senso, ne sono super felice, perché posso abbinare il guadagno a qualcosa che mi piace fare, per cui veramente vi ringrazio che passate sul mio canale. Allora, chiusa questa parentesi di ringraziamenti, continuiamo con il vlog. Adesso devo decidermi se vado verso il centro, ma logicamente sbircio le vetrine, o se vado in mezzo alla natura. Diciamo che potrei quasi quasi fare un po' in mezzo alla natura, poi salire e andare verso il centro, così mi faccio tutto il giro. Vediamo fuori che temperatura, perché a me segna 13 gradi ora come ora, però stando qui dentro in macchina la temperatura, infatti ho cambiato anche sciarpa rispetto a quella di stamattina, perché mi sembrava troppo caldo, ma vediamo. Adesso allora tanto scendo e vediamo. Ho deciso di fare questo percorso, praticamente faccio un po' di percorso. Qui come vedete c'è questo fiumiciattolo e beh, comunque faccio questo percorso. Qui in fondo devo anche passare una strada che passano macchine, poi praticamente il percorso continua come adesso, ma proseguendo ci sono dei tratti in cui si può girare verso di là e si ritorna sulla strada asfaltata. Qui sono fuori della Stonefly e ci sono ancora i ribassi per delle scarpe invernali. Spero che mi sentite, perché è vicino alla strada questo negozietto. Causa riflesso, non so se le vediate, comunque iniziano le borse con colori pastello primaverili. Tornata, abbiamo fatto due piccole clip, una di scarpe e una di borse, giusto per darvi un'idea di quei prodotti che ci sono ancora qui. E comunque spero che mi abbiate sentito parlare, perché sinceramente sento un pelucco, mi sto mangiando un pelo, ho un capello. Perché sinceramente uno era vicino alla strada, uno era vicino ad un bar, per cui spero di poter tenere le clip con le voci. E comunque il gelato non l'ho preso, perché a parte qui dentro in auto che fa caldo, così c'ho caldo, fuori non è così, perché sono sì 13 gradi, ma c'è l'arietta e l'arietta mantiene quella giusta temperatura. Vi dico che io ho fatto questa passeggiata, che in totale ho fatto 7000 passi e non ho sudato, proprio tranquillamente ho camminato, proprio è stato rilassante, diciamo, curiosare un po'. Ok, poi vi faccio vedere, vi stavo dicendo del gelato che non l'ho preso, però ho preso le frittelle. Mi sono un attimo rimbambita, che non mi sono persa il discorso. Comunque il gelato non l'ho preso per questo motivo, che c'è l'arietta che mantiene fresca la temperatura, diciamo, però ho preso le ultime frittelle, di quelle buone che mi piacciono. Poi ve le faccio vedere, anche perché domani è venerdì e al mattino non credo di uscire, mentre al pomeriggio ho intenzione di andare a farmi una lampada e di venire qui a Montebelluna, però non in questa zona, nella zona di là, a prendere il pane, quello cotto a legna, e così passa il venerdì. Il sabato di solito non esco molto, poi arriva domenica e poi il lunedì
perché l'ultimo di carnevale, se non erro, dovrebbe essere martedì, se non sbaglio. Però io martedì, come vi ho detto nelle clip precedenti, devo andarmi a fare i capelli, per cui di conseguenza la mezza giornata sono lì e non faccio nient'altro. Ok, adesso partiamo, ci facciamo un rilassante giretto in auto e poi torniamo. Ed eccole qui le mie frittelle preferite. Queste con lo zucchero a vele hanno i pinoli, questo con lo zucchero normale hanno l'uvetta. Sapete cosa mi è successo tornando? Di solito, cioè per tornare qui ci sono varie strade, varie possibilità. Però su una strada che di solito faccio era occupata, cioè le macchine entravano lo stesso. Per fortuna che me ne sono accorta e non l'ho fatta, perché c'era un gregge di pecore in mezzo alla strada e tutte le macchine che prendevano questa strada iniziavano a fermarsi. Visto che prima di questa strada c'è una rotonda, ho avuto modo, facendo quella mezza rotonda, di accorgermene e così ho preso l'altra strada, se no non sarei rimasta imbottigliata in mezzo a questo gregge di pecore, poi con la paura di andare avanti e di fare del male alle pecore. No, 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 meglio che abbia cambiato strada. Ok, adesso metto via le frittelle, mi strucco quel poco di trucco che ho oggi. Poi per questa sera pensavo di fare il sugo di pesce, la pizza vediamo domani sera, un'altra sera, visto che ho preso il sugo di pesce. Poi non lo so se arriva Davide, visto che deve uscire per lavoro, se decide di andare a prenderla lo stesso. Comunque in teoria, ora come ora, penso di preparare il sugo di pesce e di mangiare il sugo, di fare la pasta con il sugo di pesce e di mangiarmi le frittelle per questa sera. Poi vediamo se ci sono cambiamenti di programma, ve lo dico. Per questa sera ho deciso, per questa pasta asciutta faccio questi spaghetti qui di sgambaro con il sugo di pesce che ho preso questa mattina. E sapete l'ultima novità? Nelle clip precedenti mi sembra di avervi detto che stavo aspettando un pacco dell'Ossitane, che ormai sono 15 giorni. Proprio questa sera alle 5 mi è arrivata l'email che l'Ossitane si scusa per l'accaduto, che mi rispedisce il pacco perché ci sono stati dei disguidi nella spedizione. Per cui mi ha detto che mi rispedisce il pacco e dentro mi mette anche un prodotto in più per scusarsi dell'accaduto. Io adesso vediamo cosa succede, perché mi è arrivata una riconferma dell'ordine, praticamente il stesso ordine con l'aggiunta di 2 creme mani che io non avevo ordinato, e sotto nel totale è stato tutto stornato a 0 perché io avevo già pagato, l'altro ordine l'avevo già pagato, come se avessi rifatto un nuovo ordine. E adesso vediamo se mi arriva un nuovo numero di tracking o cosa. Comunque con l'Ossitane mi è successo anche questo. Siamo a venerdì pomeriggio e iniziamo la maratona di oggi. Intanto vi dico che come trucco sugli occhi ho utilizzato la palette Lolita Porvida di KVD Vegan Beauty. Sulle labbra invece ho messo questo rossetto Payday di Huda Beauty e questo è il make up di oggi. Vi dico che dopo 10 giorni più o meno che ho utilizzato la Natural di It Cosmetics, tornare sui miei brillantini qui davanti è un amore. E beh, comunque vi stavo dicendo che ho un po' una maratona da fare oggi. Adesso sono -20 alle 3, volevo andarmi a fare una lampada. Dopo la lampada dovrei andare a Castelfranco perché alle 11:30 più o meno ho telefonato su un negozietto che conosco, che so che una volta ogni 8 giorni, 15 giorni ci arrivano i Blazler, e gli ho telefonato se li avevano e mi ha detto sì, guarda, verso l'1 mi arriva il camion con i prodotti del Tirolo. Per cui gli ho detto tieni mini non sono capace di dirlo, che 3 o 4 me le tenga da parte, che passo a prendermi tra le 3:30 e le 4. Per cui, per fare conto,
punto massimo alle 4 essere a Castelfranco, devo alle 3:20 essere in macchina dall'estetista, da quello che devo fare qui, e dopo devo andare a Montebelluna a prendere il pane, quello casareccio, che è quello pane cotto a legna, che quello è il pane che piace. I blazer, diciamo, li prendo, però di solito me li mangio solo io, ma li prendo, come in questo caso, ne prendo 3-4, me li congelo e per un uso mio personale per circa 2 mesi sono a posto, vi dico. E comunque invece l'altro pane è quello che si mangia più volentieri tutto il giorno, e perché l'altro panificio apre alle 5, per cui adesso vediamo se riesco a darmi una bella scaletta con gli orari e di rispettare il tutto. Ok, iniziamo con questa maratona. Prima cosa, lampada. Eccoci tornati dopo la mia maratona di oggi, ce l'ho fatta a fare tutto. E allora vi faccio vedere, qui ci sono i 4 blazer, ho preso un etto di mortadella e un etto di speck, ho preso i babbi, che sono questi wafferini al pistacchio, una confezione qui di marmellata con bergamotto, vedremo se è buona o cosa, perché aveva o limone e zenzero che mi ispirava, o questa al bergamotto, però il bergamotto non l'ho mai assaggiato, spero che non sia troppo amara. Per finire sono riuscita a passare anche dal pane, allora ho preso un filone di questo cotto a legna, più 3 pacchi di biscotti, 2 di questi qui che li aveva appena sfornati e uno di questi qui. E dopo, per questa sera, pensavo di fare per cena visto che devo ancora utilizzare i carciofi che vi avevo fatto vedere, pensavo di fare a pezzettini i carciofi e di utilizzare i sfilacci di quelli di coniglio, che avevo preso i sfilacci con il porro. Pensavo di fare la cena così, perché poi questa mattina ho anche scongelato, adesso non so se si siano scongelati, perché avevo lì un po' di 2 salsicce e 3 hamburger che erano un pezzo, che erano in congelatori, vorrei dire quasi sui 2 mesi, 3, e ho deciso di tirarli fuori, scongelarli, e avendoli in frigo sono sicura che se non è oggi e domani riesco ad utilizzarli, così mi libero anche di questi prodotti, perché sia la carne che il pane non mi piace tenerlo per molti mesi in congelatore, perché mi sembra che i prodotti cambino anche gusto nel riutilizzarli, per cui massimo 2 mesi cerco sempre di svuotare il congelatore, anche 3, ma proprio se succede, cerco sempre di svuotare il congelatore e di non tenere troppi prodotti, perché personalmente mi sono accorta che il gusto, specialmente della carne, tende anche a cambiare. Ok, adesso mi cambio, mi metto comoda, metto via quello che ho preso. Forse è un po' presto per pensare, no, però sono le 5:30. Ogni ora che tagliuzzo i carciofi e che cucino la carne, sicuramente mi arrivano le 6:30, 7, per cui mi diventa quasi ora di iniziare a preparare la cena. Ecco la mia decisione di cosa fare per cena. Ho tagliato i carciofi, messo le 2 salsicce, questi sono i sfilacci di coniglio con i porri. Mischio il tutto e cucino così, mi ci vorrà più o meno una mezz'oretta, perché so che anche i carciofini qui ci vogliono una ventina di minuti perché si ammorbidiscano. Mentre in frigo mi è rimasta i 3 hamburger, ma che però al centro non sono ancora scongelati, per cui mi va bene così. Domani mattina li trovo completamente scongelati e avanti sera o a mezzogiorno alla sera posso fare gli hamburger. Qui poi ci aggiungo olio, sale, pepe se necessario e a posto così. Piatto unico. Vi faccio passare una foto di come è risultato il coniglio ieri sera. Praticamente alla fine ci ho aggiunto un po' di sale, pepe, mezzo dado e dell'olio, e anche un
3, 5, sulle 5 cucchiaiate di pomodoro, giusto per dargli un attimo di colorino. Comunque era buono, ne è avanzato una porzione, diciamo, per oggi pomeriggio, per cui a mezzogiorno penso di finire la porzione che è avanzata ieri sera. Ed eccomi qui, siamo a domenica mattina. Sono le 9:05 di mattina e mi sto in teoria per preparare per andare a Zeminiana di Massanzago, dove c'è questa sagra della lingua del santo, come sagra si chiama, e che in teoria a mezzogiorno dovrebbero fare la fiorentina alla brace, che è quello che ho telefonato, anche ve l'avevo già detto nelle clip precedenti, che avevo prenotato, visto che ho letto che è meglio prenotare questi pranzi o cene che fanno, che sono un po' distaccate dal menù della classica sagra. Allora io adesso devo ancora decidere. Nel frattempo ho già stirato, sono andata di sopra e mi sono messa a stirare. Era 2 o 3 giorni che ci pensavo, devo stirare. E questa mattina, visto che questo posto non è molto distante, in 30-35 minuti già ci si arriva, per cui si può partire benissimo alle 11 ed essere lì 11-11:35, per cui ho deciso prima di mettermi a stirare, e così sono riuscita a stirare un po' di camicie, che sono quelle che odio di più. Ok, adesso devo ancora decidermi come impiastriccarmi la faccia e ok, ci vediamo dopo. Eventualmente vi faccio vedere questa fiorentina, se è grande, piccola, com'è, vediamo. Ed ecco di ritorno da questo giro. Come avete visto nelle clip precedenti, vi ho fatto vedere più o meno il posto com'era. Poi il primo piatto, il musetto con la polenta, ce l'hanno offerto loro, mentre il resto l'abbiamo pagato, sia la costata la fiorentina, perché mi viene da dire costata, perché in certe zone la chiamano costata, cioè a me è stato spiegato che la costata è più bassa e la fiorentina è più alta, però sempre quello dovrebbe essere il taglio della carne, mi sembra che sia così. Comunque il primo piatto del musetto non l'abbiamo pagato, il resto sì, sia il dolce che la fiorentina e il bere e anche il caffè. E questa è stata questa domenica. Ok, io adesso per il trucco, come vedete, ha resistito. Questo è quello degli occhi, queste sono le mie labbra, non le ho assolutamente ritoccate, per cui c'è un po' di rossetto ma anche un po' è andato via, però sono qui colori nude, che sarebbe la colorazione Joy Ride di Huda Beauty. Ok, per questo vlog vi saluto e ci vediamo al prossimo vlog. Ciao!